inverno. Noi facciamo una preghiera per cominciare questo culto. Alza la tua mano così, comincia a dichiarare che questo culto sarà una benedizione. Comincia a dichiarare che il Signore farà grandi cose nella tua vita. Comincia a dichiarare che tu non uscirai di questo luogo senza sentire la presenza del Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi alziamo la nostra voce, Signore, in questo culto, Signore, che noi chiamiamo il culto adorarti, Signore, per ringraziarti, Signore. Prima di tutto per ringraziarti, Signore, perché siamo arrivati fin qua, Signore. Padre, noi sappiamo che la tua presenza è già in questo luogo, Signore. Padre, noi vogliamo dichiarare questo, che noi non vogliamo uscire da questo luogo senza sentire la tua presenza, Signore. Spirito Santo, cambia qualcosa che deve essere cambiato in noi. Cambia, Signore, il nostro pensiero questa sera. Libera, Signore. Lascia che noi possiamo, Signore, sentire la leggerezza, Signore, e poter adorarti, Signore. Tutto il peso, Signore, di una settimana forse troppo stancante, di una settimana, Signore, che ci ha fatto arrabbiare forse, Signore, o di una settimana, Signore, che noi abbiamo dichiarato che è stata una settimana pesante. Padre, in questo momento io dichiaro, Signore, che noi saremo leggeri, Signore, che noi sentiremo, Signore, questa leggerezza del tuo Spirito Santo. Spirito Santo, in questo momento porta pace ai nostri pensieri, porta pace, Signore, porta pace tra di noi, porta pace per adorarti, Signore. Porta, Signore, questa voglia di alzare le nostre mani e ringraziarti, Signore, per tutto ciò che noi già abbiamo, Signore, per tutto ciò che il Signore già ha fatto, ma non soltanto per questo, ma perché tu sei il Dio della nostra vita, perché tu ci hai scelti, perché tu ci hai condotto, Signore. Sono miliardi di persone là fuori, ma il Signore ha scelto noi, e questo è un privilegio, Signore. Forse noi non notiamo, ma è un privilegio stare nella tua presenza, è un privilegio poter adorarti, è un privilegio poter stare ai tuoi piedi e versare su di te la nostra adorazione. È un privilegio stare qua insieme alla nostra famiglia, è un privilegio stare nella tua casa insieme alla nostra famiglia che ti loda. È un privilegio, Signore, è un privilegio vedere la nostra moglie, il nostro marito, i nostri figli, Signore, che sono, Signore, che ti adorano insieme, Padre. È un privilegio, Signore. Noi vogliamo ringraziarti, Signore. Grazie, Spirito Santo, grazie, Padre, grazie, Signore, per una persona che è arrivata fin qua. Io so che tu conosci, Signore, ogni loro pensiero, tu conosci ogni cosa che si passa dentro loro, Padre. Io ti chiedo questa sera, Padre, non falli uscire, Padre, senza prima lavorare nel loro cuore, nella loro mente, Signore. In nome di Gesù, Signore, porta riposo agli stanchi, Padre, porta pace, Signore, ai cuori afflitti, Signore, questa sera, nel nome di Gesù, em nome de Jesus. Faz um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Alleluia. Tutti con le mani forti così dichiariamo: glorioso è il Signore. Tu che sei venuto qua oggi per la prima volta, non avere vergogna. Con le mani così, più forte. Noi cantiamo glorioso, noi gridiamo Cristo ti loderà, tuo nome lancerà glorioso, nessuno è come te.
sempre e sempre, e tu vivrai. Tuo amor sarà per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, tu è Signore, dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, tu è Signore, dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, Sei glorioso, Gesù. noi cantiamo glorioso, noi gridiamo Cristo ti loderò, tuo nome innalzerò, glorioso, nessuno è come te. Tu regnerai per sempre e sempre, e tu vivrai. Il tuo amore sarà. Tuo amor sarà sempre e sempre, non cambi mai. Griderò, griderò che buono sei, canterò, canterò, tu è Signore, dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, griderò che buono sei, canterò, canterò, tu è Signore, dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso, con le mani noi cantiamo glorioso, noi gridiamo Cristo ti loderò, tuo nome innalzerò, glorioso, nessuno è come te. Alleluia. Alleluia. Cantiamo o ritornello di nuovo? Glorioso. Amém? Glorioso, Nós cantiamo. noi cantiamo glorioso, Noi gridiamo. noi gridiamo Cristo ti loderò, tuo nome innalzerò, glorioso, nessuno è come te. Gloria.
Noi dichiariamo che nessuno è come te, Gesù. Nessuno è come te, niente si può somigliare a stare nella tua presenza, Padre. Niente si può somigliare a stare nella tua presenza. Noi sappiamo che tu sei qui, ti stai movendo tra di noi, Signore. Tu sei nostro Dio di miracoli, nostro Dio di promesse, nostro cammino in mezzo al deserto. Per questo nessuno è come te, Signore. Tu sei qui, rompendo le prigioni. Ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, cambiando i nostri cuori. Ti adorerò. Tu sei qui. Sei qui, sentiamo la tua grazia, ti adorerò, adorerò. Il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Tu sei qui, ti muovi in mezzo a noi, ti adorerò, ti adorerò. Luce nel buio, questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il nostro. Asciughi le asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è
asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il nostro Dio, asciughi le lacrime, guarisce le, in nome di Gesù. Questo è il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. 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 Io so che tu sei in questo luogo, anche se io non ti vedo, tu ci sei, tu ci sei, tu ci sei, Gesù. Anche se non ti vedo, io ti sento. Anche se non ti vedo, io ti sento. Tu sei qui, Dio. Tu sei qui, Dio. Anche se non ti vedo, io ti sento. Anche se non ti vedo, io ti sento. Tu sei qui, Dio. Tu sei qui, Dio. Anche se non ti vedo, io ti sento. Anche se non ti vedo, io ti sento. Tu sei qui, Dio. Tu sei qui, Dio. Anche se non ti vedo, io ti sento. Anche se non ti vedo, io ti sento. Tu sei qui, Dio. Tu sei qui, Dio. Anche se non ti vedo, io ti sento. Anche se non ti vedo, io ti sento. Tu sei qui, Dio. Tu sei qui, Dio. Anche se non ti vedo, io ti sento. Anche se non ti vedo, io ti sento. Tu sei qui, Dio. Tu sei qui, Dio. Anche se non ti vedo, io ti sento. Anche se non ti vedo, io ti sento. Tu sei qui, Dio. Tu sei qui, Dio. Il nostro Dio. Anche se non ti vedo, io ti sento. Tu sei qui, Dio. Tu sei qui, Dio. Cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli. Questo è il nostro Dio. Alleluia, su ogni parola professata contro la tua vita, noi dichiariamo che noi abbiamo un Dio invincibile. Su ogni strada chiusa sulla nostra vita, noi dichiariamo che Dio è il nostro cammino. Il nostro Dio è Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio.
miracoli questa sera. Noi vogliamo dichiarare miracoli su questo luogo, noi vogliamo dichiarare meraviglia su questo luogo. Noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo, Padre, noi dichiariamo che Tu sei un Dio di meraviglia. Noi dichiariamo, Signore, Tu sei fedele, Padre. So che il tuo nome fa risorgere. Io darò tutta la gloria all'unico, a te Gesù, a te Gesù. Credo che sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia. I miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia. I miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia. I miracoli vedrò, sei buono con me, sei un Dio di meraviglia, sei un Dio di meraviglia. I miracoli vedrò, sei buono con me. Ho visto Marte sparire, il gigante arrendersi, la mia fede sta in te. Ho visto morte vivere e il mare aprirsi in me, la mia fede sta in te. Vedo famiglie
C'è la Natalia da qualche parte? Chiamatela per favore. Abbiamo cantato che il nostro Dio è un Dio di meraviglia, che noi vedremo miracoli, che noi vedremo miracoli. E ieri siamo stati in una chiesa e io ho detto questo alla chiesa, che a volte quando noi finiamo il nostro culto, potete continuare con questa canzone? Alcune persone dicono, wow, che presenza di Dio. Alcune persone dicono, io ho ricevuto quello che io sono venuto a cercare, Dio ha parlato con me talmente tanto. E altre persone dicono, non so cosa è successo nel culto oggi, il culto era freddo, non so cosa è successo, non c'era niente, non ho sentito niente. E una cosa voglio dirti, tu sentendo o não a presenza di Dio, Dio è in questo luogo. Dio è in questo luogo, io sono sicura di questo. Io sono sicura che Dio è in questo luogo. Forse nel tuo cuore c'è un blocco, forse nel tuo pensiero tu hai lasciato trascinare da tutto quello che hai vissuto questa settimana. Ma che tu cominci a dire, Dio, rompi ogni barriera della mia mente, rompi ogni barriera del mio spirito, rompi ogni pressione che c'è dentro di me, rompi ogni cosa che sta rubando questa presenza che c'è in questo luogo, perché Dio è in questo luogo. Dio è in questo luogo. Io non ho avvisato la Natalia, ma io voglio chiamare la Natalia per venire qua. Lei ci ha raccontato, martedì noi siamo stati qua, nelle 24 ore di digiuno, lei è venuta qua e lei ci ha raccontato una testimonianza di un Dio che fa meraviglia, di un Dio che ci ascolta quando noi mettiamo la nostra fede in azione. Vieni qua, Natalia. Tutta la vergogna cade per terra in nome di Gesù. Noi dobbiamo rompere i nostri giganti, Natalia. Quando il Signore ti chiama, noi cominciamo a rompere i nostri giganti. Lei racconterà una testimonianza. Pace. Non speravo. Non me l'aspettavo. Ci ho parlato poi terza-feira. Martedì eravamo qua con Andrea e Enrico la Marinei, cioè stavamo qua pregando per questi giorni, questi tre anni, né? Non mi ricordo se è stata Enrico o Andrea che ha detto da contare una testimonianza e mi è venuto in mente che poco tempo fa, qualcuno lo sa e qualcuno no, cioè la mamma di mio marito è stata molto molto male. I medici li hanno chiamato e gli hanno detto: chiamate tutti i figli perché sicuramente da domani si supera la notte. Va bene, altrimenti venite a salutarla. Io ho detto a lui: no, sono sicura, questa non sarà la fine. Sono sicura perché Dio non è ancora detto che è il suo momento. E li abbiamo pregato, li abbiamo fatto anch'io, la Tainara, li abbiamo fatto 40 giorni di preghiera, di digiuno. E lei nell'altro giorno era ancora lì e ogni giorno che pregavamo gli mettevamo una bottiglia d'acqua e io dicevo a lui: porta da sua mamma, porta da sua mamma. Dopo 2 settimane lei era ritornata a casa camminando, una da 92 anni che 2 settimane ferma sul letto di un ospedale. È uscita dall'ospedale camminando e è tornata a casa. Un giorno lui ha dimenticato la bottiglia d'acqua e lei gli fa: ma perché non mi ha portato oggi l'acqua, quell'acqua buona che mi manda la Natalia? Io mi sento bene con quell'acqua.
E quindi è stato proprio Dio, perché anche oggi lei è lì che cammina, va giù nei cortili e anche va fuori adesso non che sia troppo caldo, ma stava andando fuori con la badante, quindi pregate fratelli, pregate perché Dio ci ascolta, anche se magari loro non credano, ma è importante quello che lo fai te, la tua fede muove anche a quelli che non têm fede, amém? E mi ricordo quando lei mi ha chiamata e ha detto prega per Alberto e prega per i suoi fratelli, perché i medici hanno chiamati loro a salutare, perché hanno detto che la sua mamma non supererà la notte. Ma loro cosa hanno fatto? Non hanno accettato quello che i medici hanno detto, perché l'ultima parola è del Signore Gesù. E loro hanno cominciato a pregare e ha messo la loro fede in azione. E la sua mamma, invece di non superare la notte, ha tornato a casa camminando. Questo è il miracolo di Dio. Dio può fare. Cantiamo ancora un pezzettino di questa canzone per finirlo. Tu sei un Dio di meraviglia. Tu sei un Dio di meraviglia. Pastori, puoi già venire. Parte di quella generazione che non accetta gli esiti dei medici. Noi vogliamo far parte di quella generazione che non accetta gli esiti che questo mondo ci dà. Noi vogliamo far parte di quella generazione, noi facciamo parte di quella generazione che accetta soltanto l'esito di Dio, del dottore dei dottori, del medico dei medici, del re dei re, di colui che ha l'ultima parola in ogni situazione della nostra vita. Amen. Amen. In questo momento vogliamo offertare al Signore con le nostre decime, con le nostre offerte. Tu che questa sera hai portato alla casa del Signore la tua primizia, tu che hai portato qualcosa che Dio ha messo nel tuo cuore in questi giorni di portare, sei benvenuto questa sera a portare questa offerta alla casa del Signore. Tu che oggi sei qua visitante, non ti preoccupare, questo momento non è un momento per te, non sentirti in dovere, non sentirti in obbligo di portare oggi qualcosa alla casa del Signore. Soltanto quando Dio metterà nel tuo cuore di fare questo gesto, fallo. Oggi questo momento è per tutti coloro che credono che in questa casa Dio ancora salva, che in questa casa Dio ancora cura, che in questa casa Dio ancora cambia l'esito dei medici. Amen. Per tutti voi siete benvenuti in questo momento a offertare alla casa del Signore. Padre, nel nome di Gesù vogliamo oggi portare a te ogni nostra decima, ogni nostra offerta, tutto quello, Signore, che tu hai messo oggi nel nostro cuore di portarti, Signore, quello che tu ci hai fatto preparare, quello che tu hai messo, Signore, durante le lodi di questo inizio culto nel nostro cuore di portarti. Ti chiediamo, Signore, che tu possa benedirlo, consacrarlo, affinché salga a te come un'offerta di odore soave a te. Io ti chiedo, Signore, che tutto ciò che entrerà oggi nella tua casa possa essere usato al meglio per la tua opera, per l'avanzamento del tuo regno, e ti chiedo di benedire ogni persona che è qua presente,
ogni casa, ogni famiglia rappresentata qua, anche se solo da una persona, che possa essere benedetta, coperta dalla tua mano, dal tuo sangue. Noi ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Uma nova canção vou te entregar, pois só tu és digno, só tu és digno. Uma nova canção vou te entregar, pois só tu és digno, só tu és digno. Uma nova canção vou te entregar, só tu és digno, só tu és digno, digno de toda glória, Dio di tutto l'onore, solo tu sei Dio, solo tu sei Dio, Dio di tutta la gloria, Dio di tutto l'onore, solo tu sei Dio, solo tu sei Dio. Amen. Potete sedervi. Prima di cominciare il momento della parola, della predicazione, voglio soltanto dare un avviso, che è quello che riguarda la nostra grigliata di domenica prossima, del giorno 2 luglio, domenica 2 luglio. Ecco qua il nostro banner, domenica 2 luglio alle ore 12 saremo tutti quanti qua riuniti per questa grigliata, per questo bel churrasco brasiliano. Siete tutti ovviamente invitati, ci sono tutte le informazioni sul nostro banner che sta girando sui social, sui gruppi. Io vi chiedo solamente se siete interessati, se volete venire voi con la vostra famiglia, se volete portare altre persone, non c'è nessun problema, non è solo per la Chiesa, è per tutti coloro che vogliono farsi un bel churrasco all you can eat. Vi chiedo di chiamare Tainara, il numero è là sopra il banner. Tainara comunque la conoscete quasi tutti, se non la conoscete ve la presento, è questa signorina con la macchina fotografica che potete vedere qua di lato. Cercatela, chiamatela anche di persona alla fine di questo culto, prenotate il vostro posto, anche perché entro mercoledì dovremo sapere effettivamente quanti siamo per prendere tutte le cose per preparare questa giornata. Sarà fatto qua in chiesa, quindi vi chiedo il prima possibile, già oggi se potete, tutti voi che siete interessati, lasciate già il vostro nome, quello della vostra famiglia, dei vostri amici che verranno insieme a voi con Tainara. Voglio anche presentare i nostri visitanti di questa sera, ci visitano oggi per la prima volta gli amici dei nostri fratelli Marcos e Luciana, sono Luciano, c'è Daisy, spero di aver pronunciato giusto, e i loro figli che penso siano andati di là, che sono Isadora e Anthony. Cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Luciano, Daisy, a tutti i nostri visitanti, noi desideriamo che voi possiate uscire di qua con un po' di questo Spirito Santo che ci ha accompagnato fino a questo momento del culto, che ancora sono sicuro ci accompagnerà, perché come ha detto prima l'Andrea, Dio è presente qua in mezzo a noi questa sera. Amen. Voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie
in Levitico al capitolo 10. Quanti hanno la Bibbia questa sera? Vediamo tutte le Bibbie in alto, tutte le Bibbie. Washington, alza la Bibbia, non far finta di non capire l'italiano. Anche i visitanti oggi hanno la Bibbia, non facciamo brutta figura. Non facciamo brutta figura. Amen. Levitico capitolo 10. Amen. La parola che voglio lasciare questa sera, che Dio ha messo nel mio cuore di lasciare questa sera alla Chiesa, è una parola che Dio ha messo nel mio cuore pochi giorni fa, facendo il mio devozionale che sto facendo con alcuni fratelli qua in Chiesa, tra cui i presbiteri Sandro e Fabiano. E finché stavo leggendo questo capitolo, Levitico 10, Dio mi ha dato una interpretazione di questo testo e spero mi perdoniate perché in realtà la Bibbia non dice esattamente quello che io dirò questa sera, ma noi possiamo interpretare ciò che io dirò questa sera come corretto. Io sono sicuro che anche voi, seguendo l'esposizione del testo che io farò questa sera, sarete concordi con me nel dire che le cose sono effettivamente andate così. E il messaggio che io voglio lasciare attraverso questa interpretazione di Levitico 10 penso che sia un messaggio molto urgente per tutti noi cristiani. Questo capitolo ci dà diversi insegnamenti. Io comincerò, in realtà sarebbe da leggere tutto il capitolo, ho lasciato solo diversi versetti separati, quindi io li leggerò e Giacomo proietterà i versetti che leggo qua nel proiettore. Dice così: Nadab e Abiù, figli di Aronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Mi fermo un attimo qua, dopo proseguiamo. Già questi primi versetti del Levitico 10 ci danno diversi insegnamenti. Io voglio però andare a capire prima di tutto il contesto di cosa effettivamente si sta parlando in questo capitolo. Noi vediamo questi Nadab e Abiù, che sono due figli di Aaron, e quindi erano due sacerdoti del Tempio di Dio, del Tabernacolo, in quanto Aaron a quell'epoca era il sommo sacerdote, che in questa occasione devono portare dell'incenso, devono far bruciare dell'incenso perché salga a Dio come adorazione, come un profumo soave gradito a Dio. Questa era una legge che Dio ha dato al popolo di Israele. Dio aveva detto ancora in Esodo al capitolo 32 che ci doveva essere questo altare degli incensi sul quale doveva essere fatto bruciare l'incenso che salisse a Dio come adorazione, come profumo soave, come profumo gradito a Dio. Solo che Dio in quell'occasione nel libro di Esodo aveva dato degli ordini molto precisi. L'incenso che doveva essere portato sull'altare degli incensi non poteva essere qualsiasi incenso. Non potevano andare dal negozio davanti a comprare dell'incenso da far bruciare. Non funzionava così. L'incenso doveva essere un tipo di incenso, preparato in un certo modo. Dovevano prendere una conchiglia, dovevano prendere degli oli essenziali, dovevano prendere delle cose precise. Non poteva essere un qualunque incenso quello che veniva fatto bruciare su questo altare. Dio l'aveva ordinato. E aveva anche detto: se qualcuno riprodurrà questo incenso in casa per i suoi scopi dovrà essere espulso dal popolo di Israele. Doveva essere un incenso solo per Dio.
Qua però noi capiamo una cosa, che Nadab e Abiù hanno sì preso dell'incenso dall'altare degli incensi, ma l'incenso che avevano preso non era l'incenso che Dio aveva ordinato. Per questo motivo Dio fece quello che aveva promesso là nel libro dell'Esodo e bruciò, uccise. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò Nadab e Abiù. Questi primi versetti ci fanno capire un principio molto importante del regno di Dio, che a volte a noi non diamo molto peso a questo principio, ovvero che non tutta l'adorazione è gradita a Dio. Non qualsiasi tipo di adorazione è gradito a Dio. E lo vediamo in questi versetti. Quell'incenso che Nadab e Abiù avevano bruciato, non l'avevano bruciato sull'altare degli incensi per fare una cattiveria, l'avevano bruciato per adorare Dio. Eppure quello lì non era l'adorazione che era gradita a Dio. Non tutta l'adorazione, non tutti i tipi di adorazione sono graditi a Dio. Qual è l'adorazione che è gradita a Dio? Gesù stesso ce lo dice in Giovanni al capitolo 4, quando ha quella conversazione con la donna samaritana. Tutti noi ci ricordiamo questa conversazione. A un certo punto Gesù, parlando con questa donna, dice: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E il Padre sta cercando tali adoratori. Questo è il modo con cui Dio vuole essere adorato, in spirito e verità. Questa è l'adorazione che Dio gradisce. Che cosa vuol dire adorare in spirito e verità? Sinceramente nella mia vita ho sentito e ho predicato tantissime interpretazioni sul che cosa vuol dire adorare in spirito e verità. Oggi la mia idea di adorare in spirito e verità è molto più semplice di tutte quelle interpretazioni che un tempo davo a questo testo. Oggi è un'interpretazione molto più letterale di tutte quelle interpretazioni che magari noi possiamo sentire e vedere se ci approfondiamo nella parola di Dio. Io credo che adorare in spirito è semplicemente vedere il nostro spirito che adora Dio. È il nostro spirito che deve adorare Dio. Perché dico questo? Paolo, scrivendo ai Corinzi, in 1 Corinzi, capitolo 14, versetto 15, dice così: che dunque pregherò in spirito, ma pregherò anche con intelligenza. Salmeggerò o adorerò in spirito, ma adorerò anche con intelligenza. Adorare in spirito. In Colossesi al capitolo 3, versetto 16, la parte B, dice così: cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia con inni e cantici spirituali. Come può il mio uomo carnale, come può il tuo uomo carnale, la tua donna carnale cantare un inno spirituale? Non può. L'unica parte di te che può cantare un inno spirituale, lo dice la parola stessa, è il tuo spirito. Adorare in spirito significa proprio che è il nostro spirito che adora Dio. Dio non è interessato al fatto che noi alziamo le mani quando cantiamo. Dio non è interessato al fatto che noi apriamo la nostra bocca. Dio non è interessato al fatto che noi urliamo. Non è neanche interessato al fatto che noi cantiamo. L'adorazione in spirito è un'adorazione che viene dallo spirito e che sale al Signore. Allora lodare come noi lo intendiamo oggi, con la lode, con le canzoni, questo rende molto più semplice l'adorazione a Dio, perché effettivamente il cantare, l'adorare con strumenti, con cantici in questo modo è qualcosa che Dio stesso ci ha dato per collegarci al mondo spirituale. Non sto dicendo questo per sminuire, per banalizzare la lode e la canzone, assolutamente no, anzi la lode e la canzone, così come ci uniscono al mondo spirituale in bene, ci possono anche unire al mondo spirituale in male. Una delle cose che più di tutte io credo oggi fa sviare persone dal regno di Dio è la musica secolare, la musica mondana, la musica che non viene da Dio.
Ma allo stesso modo le lodi che noi cantiamo a Dio sono lodi che uniscono il nostro spirito a quello di Dio. Sono lodi come quelle che dice qua Paolo in Colossesi, spirituali. Questo significa adorare in spirito. E cosa significa adorare in verità? Non bisogna fare tanti giri, non bisogna cercare tante teologie su cosa significa adorare in verità. È molto semplice. Adorare in verità significa adorare con il nostro cuore. Adorare con il nostro cuore. Gesù in Matteo, al capitolo 15, riprendendo i farisei, dice: questo popolo mi adora con le loro labbra, ma il loro cuore è lontano da Dio. Adorare in verità significa adorare con il nostro cuore vicino a Dio. Nel Salmo 24 c'è scritto che coloro che vedranno il trono di Dio, coloro che saliranno al trono di Dio, sono coloro che hanno un cuore puro, che hanno mani pure. Sono coloro che adorano in verità. Adorare in spirito e verità è molto semplice, non c'è bisogno delle grandi teologie che tante persone ci montano sopra a questa interpretazione, a questa frase biblica, che il nostro spirito adora, è l'adorare in spirito, e che ci sia verità nei nostri cuori quando adoriamo. Non ogni adorazione è gradita a Dio, ma noi dobbiamo imparare ad adorare in spirito e verità affinché la nostra adorazione sia sempre gradita a Dio, e che non ci bastino quei 20, 30, 40 minuti che la lode suona durante il culto, che non ci basti questo momento, che non ci basti quel viaggio in macchina in cui magari mettiamo una canzone sul CD, una bella canzone evangelica, un MP3 sul telefono, ci mettiamo le cuffiette, che non ci bastino questi minuti, che la nostra giornata sia tutta un'adorazione a Dio. L'adorazione a Dio, come ho detto, non finisce nel cantare. L'adorazione a Dio sta nelle nostre azioni, sta nel nostro cuore. Che noi possiamo alzarci la mattina adorando Dio, che noi possiamo andare a lavorare adorando Dio, che noi possiamo andare a scuola adorando Dio, che noi possiamo essere ripresi dal capo del lavoro o dal professore, dalla professoressa adorando Dio, che noi possiamo disciplinare i nostri figli adorando Dio, e che noi possiamo essere disciplinati dai nostri genitori adorando Dio, che in ogni cosa della nostra vita noi possiamo adorare Dio, in ogni azione che noi facciamo, che noi possiamo venire qua in chiesa e servire la casa del Signore adorando Dio, che noi possiamo riempire il tavolo là di bicchierini adorando Dio, mettere l'acqua in frigo adorando Dio, sistemare le sedie adorando Dio, fare tutto adorando Dio. Questo è quello che Dio ci richiede, come adoratori che adorano in spirito e verità. Il nostro testo va avanti in questo modo, salto al versetto 8 che dice così: il Signore parlò ad Aaron e disse: tu e i tuoi figli non berrete vino né bevande alcoliche quando entrerete nella tenda di convegno, altrimenti morirete. Sarà una legge perenne di generazione in generazione, e questo perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano, e ciò che è puro da ciò che è impuro. Anche qua noi capiamo una cosa che ci interessa nel testo, e allo stesso tempo riceviamo una grande lezione di vita da parte dello Spirito Santo. Capiamo che questo testo, il capitolo 10, è tutto completamente collegato, ovvero Nadab e Abiù sono entrati nella tenda, sono andati al convegno, sono andati all'altare degli incensi e hanno offerto questo incenso strano che ha portato un giudizio su di loro da parte di Dio e una punizione su di loro. Il fatto che dopo Dio, parlando a Mosè, dica queste frasi, ovvero ogni volta che tu entrerai nella tenda di convegno non dovrai aver bevuto vino, ci lascia palesemente intendere che Nadab e Abiù avevano bevuto vino prima di entrare quel giorno nella tenda di convegno, prima di entrare e arrivare all'altare degli incensi a offrire quell'incenso e non capire cos'era santo, cos'era sacro, da cos'era profano. Avevano bevuto del vino.
Per questo Dio disse: non entrerai nella tenda di convegno se prima hai bevuto vino, perché non potresti distinguere ciò che è sacro da ciò che è profano. Questa parola, oltre che avere un senso per questa interpretazione di questo testo, deve lasciarci una parola anche per la nostra vita, un messaggio per le nostre vite. Ovvero, Dio non vuole che noi ci presentiamo a Lui per servire Lui in uno stato di corruzione spirituale. Dio non vuole che noi ci presentiamo a Lui per servire Lui finché siamo in uno stato di corruzione spirituale, finché siamo in uno stato di corruzione da bevande alcoliche, finché siamo in uno stato di corruzione dai nostri vizi, finché siamo in uno stato di corruzione da idee, ideologie, filosofie che ci vengono messe ogni giorno nella nostra testa. Dio non vuole che noi ci presentiamo a Lui finché stiamo vivendo questo stato di peccato nella nostra vita. Non sto dicendo che non vuole che ci presentiamo a Lui in preghiera chiedendo perdono, no, questo lo dobbiamo fare, ma noi non possiamo servire a Lui finché viviamo questo stato di corruzione. Una delle parole che ho sentito quando ero appena nato nella fede da un evangelista della nostra chiesa, forse al tempo non era neanche evangelista, è stato che un giorno mi ha detto così: finché non ci santifichiamo, Dio non ci userà veramente. Finché non ci santifichiamo, Dio non ci userà veramente. Se vuoi che Dio si possa usare di te, devi santificarti. Se vuoi che Dio si possa usare veramente di te, devi abbandonare ogni corruzione della carne che tu stai vivendo oggi nella tua vita. Se vuoi che Dio si possa usare di te, devi fare come fece il profeta Daniele quel giorno di Babilonia, quando gli presentarono quella tavola, quel banchetto con tutti i migliori cibi di Babilonia. E lui disse così: io sono servo di Dio e non mi farò corrompere dai cibi di Babilonia. Non mi farò corrompere. Se tu vuoi essere usato da Dio, il peccato non può essere presente nella tua vita. Ma tutti noi siamo peccatori, sì è vero, tutti noi siamo peccatori, ma c'è un'arma che Dio ci ha dato e che noi usiamo molto poco, che è quella di piegare le nostre ginocchia, cercare il Padre e chiedere perdono per i nostri peccati. Perché c'è scritto nella parola di Dio che il sangue di Gesù è potente da perdonare qualsiasi peccato noi abbiamo fatto. E quel sangue è già stato versato. Quello che a noi oggi compete è soltanto la parte più facile: piegare le nostre ginocchia e chiedere perdono a Dio. Ma finché noi non facciamo questo passo di umiliarci davanti a Dio e di chiedere perdono per i nostri peccati, di arrenderci al suo potere, noi non potremo servire Dio. Quando c'è un episodio in Giovanni 8 in cui Gesù sta parlando con dei giudei, e c'è scritto nella parola di Dio che alcuni giudei cominciano a credere in Gesù, e Gesù gli dice quelle parole famose: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Allora quei giudei dicono: ma come? Noi siamo figli di Abramo, non siamo mai stati schiavi. Cosa vuol dire che la verità ci renderà liberi? Noi non siamo schiavi. E Gesù gli rispose dicendo: in verità vi dico che chiunque commette peccato è schiavo del peccato. Oggi, se noi commettiamo peccato e non confessiamo quel peccato al Padre, chiedendo perdono per quel peccato, noi saremo servi del peccato e quindi non potremo essere servi di Dio. Non pensate che Dio divida la sua gloria con un altro padrone. No. Tutto l'onore, tutta la gloria, tutta la lode deve andare a Dio. Dio non divide la lode con nessun altro. Dio non divide la gloria con nessun altro. Dio non divide il servizio che tu puoi fare con nessun altro. E quindi se tu oggi stai vivendo una vita di peccato, una vita nella corruzione e ancora non hai compiuto quel passo di dire: Dio, io ti chiedo perdono per ogni peccato che ho commesso, mi spiace dirti questa verità: tu oggi sei schiavo, sei servo del peccato. Ma ti basta un'azione molto semplice per tornare a essere
e chiedergli con tutto il cuore: Dio, io ho peccato, io ho sbagliato, io ho fatto questo. So che tu lo sai già, ma volevo dirtelo perché volevo essere puro e pulito davanti a te. E io credo che per il potere del sangue che Gesù ha versato sulla croce per me, io oggi sarò libero da tutti questi peccati. Non sarò più schiavo, ma sarò veramente libero. È una cosa molto semplice che noi possiamo fare, una confessione di fede molto semplice, ma che fa tutta la differenza nella nostra vita spirituale. Andiamo nella parte finale di questo testo. Sarà un po' lunga, la leggerò tutta, ma poi la rispiegherò perché non è neanche troppo semplice secondo me da capire. Dal versetto 12 in avanti dice così: Poi Mosè disse ad Aronne, a Eleazar e a Itamar, i 2 figli che restavano ad Aronne: prendete tra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore quello che rimane dell'oblazione e mangiatelo azimo. Prendete l'altare perché è cosa santissima. Lo mangerete in luogo santo, è la parte che spetta a te e ai tuoi figli dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Poiché così mi è stato ordinato: il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata li mangerete tu, i tuoi figli e le tue figlie con te in un luogo puro, perché vi sono stati dati come parte dei sacrifici di riconoscenza dei figli di Israele, spettante a te e ai tuoi figli. Oltre ai grassi da bruciare si porteranno la coscia dell'offerta elevata e il petto dell'offerta agitata, perché siano agitati davanti al Signore. Anche questo apparterrà a te e ai tuoi figli con te, per diritto perenne come il Signore ha ordinato. Mosè si mise alla ricerca del capro del sacrificio espiatorio. Ma fino a qua, faccio un attimo una pausa, riassumiamo subito così dopo non ci perdiamo. Praticamente Mosè sta dicendo ad Aronne e agli altri figli di Aronne: ci sono dei sacrifici da fare e alla fine la carne che veniva da questi sacrifici doveva essere mangiata da Aronne e dai suoi figli. È il riassunto di tutto questo. Il fatto che doveva essere mangiata non era un piacere, era proprio un comandamento di Dio, no? Dio ha detto: voi dovete mangiare tutta questa cosa qua. Se non la mangiate tutta, il giorno dopo la bruciate, ma se ce la fate, ben venga, abbuffatevi. Però che cosa successe? A un certo punto, durante la serata, Mosè si mise alla ricerca del capro del sacrificio espiatorio, ma scoprì che esso era stato bruciato. Allora egli si adirò con Eleazar e contro Itamar, i figli che erano rimasti ad Aronne, e disse: perché non avete mangiato il sacrificio espiatorio nel luogo santo? È cosa santissima, il Signore ve l'ha dato perché portiate l'iniquità della comunità e ne facciate l'espiazione davanti a Lui. Insomma, i figli di Aronne e Aronne non hanno mangiato questa carne che per legge avrebbero dovuto mangiare, ma l'hanno direttamente bruciata, l'hanno portata fuori dall'accampamento e l'hanno bruciata. Ecco, il sangue della vittima non è stato portato dentro il santuario. Voi avreste dovuto mangiare nel santuario come io avevo ordinato. Ecco che Aronne fa questa confessione finale che io credo debba dare un messaggio a tutti quanti noi. E Aronne disse a Mosè: ecco, oggi essi, ovvero i miei figli, hanno offerto il loro sacrificio espiatorio e il loro olocausto davanti al Signore. E dopo le cose che mi sono successe, se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio espiatorio, sarebbe ciò piaciuto al Signore? Io, leggendo questa parte, abbiamo detto che tutto questo capitolo è completamente connesso, e leggendo questa parte Dio mi ha dato un'interpretazione di questo testo che, come ripeto, non c'è scritto esplicitamente nella Bibbia. Tante cose all'interno della Bibbia non sono scritte esplicitamente, sono da andare a ricercare, da interpretare attraverso le informazioni che ci vengono date. E come ho detto, credo che anche voi, seguendo questa esposizione del testo, possiate arrivare alla stessa conclusione. Aronne, alla fine di tutto quello che è successo, dice così: ecco, i miei figli hanno offerto il sacrificio per il peccato, ma non me la sono sentita
dopo tutto quello che è successo durante questa giornata, di mangiare il sacrificio del peccato? Perché Aaronne non si sarebbe dovuto sentire di mangiare questo sacrificio per il peccato? Non era un piacere che Dio gli diceva: guarda, c'è sta carne, se vuoi la mangi. Non è così, era un comandamento che Dio aveva dato. Era un comandamento che Dio aveva dato ad Aaronne e ai suoi figli: dovete mangiare questa carne. Allora perché Aaronne non si sarebbe sentito di mangiare questa carne? Ecco, io non penso che sia per tristezza, perché sì, sicuramente lui era triste, aveva appena perso i suoi 2 figli. Nella stessa giornata 2 figli erano morti. Sicuramente era triste. Eppure i nostri sentimenti, le nostre emozioni non possono essere un impedimento per compiere l'opera di Dio. I nostri sentimenti non possono essere un impedimento per compiere l'opera di Dio. La nostra tristezza non può essere un impedimento per compiere l'opera di Dio. Chi ha un compromesso con Dio non si fa fermare dai sentimenti. Chi ha un compromesso con Dio non si fa fermare da un avvenimento che è accaduto nella sua vita oggi, ieri, domani. Non si fa fermare da questo. La tristezza c'è, certo sì, ma questo non è un impedimento per svolgere l'opera nella casa del Signore. Non è così. Non avete idea di quante volte io ho predicato in uno stato emotivo che non era il massimo. E allo stesso modo l'Andrea ha cantato, ministrato la lode in uno stato emotivo che, se fosse stata per lei, sicuramente sarebbe stata al suo posto. Perché? Perché un'emozione non può impedire all'opera di Dio di andare avanti. Quando noi facciamo le riunioni degli operai, tante volte diciamo: guardate, chi deve stare sulla porta dovrebbe avere un bel sorriso, no? Dovrebbe essere accogliente. Quindi se non ve la sentite, va bene, non c'è problema. Ma il fatto che noi diciamo questo non è per dire le tue emozioni ti possono impedire di fare l'opera di Dio. Non è così. Noi diciamo questo perché ci sono altre persone che sono disponibili per fare questo lavoro in quel giorno. Noi ci rifacciamo alle parole che ci sono scritte nel libro di Ester, no? Quando Ester doveva andare dal re a chiedere quel permesso speciale, no? Per parlare con lui, e aveva paura che il re, che era molto cattivo, gli tagliasse la testa. Mardocheo, suo zio, gli disse: ma Ester, se tu oggi non andrai a parlare con lui per dare questa liberazione ai giudei, salvezza e liberazione giungeranno da qualche altra parte. Non temere, perché Dio alzerà qualcuno al posto tuo. Quindi noi ci rifacciamo a queste parole quando diciamo: guarda, se tu oggi non te la senti di stare sulla porta all'accoglienza, a fare qualsiasi altro lavoro in chiesa, non ti preoccupare, ci sono altri operai, ci sono persone volontarie, ci sono sicuramente fratelli che, anche se non hanno un titolo prima del loro nome, non sono presbiteri, diaconi, cooperatori, eccetera eccetera, hanno piacere di stare lì e salutare le persone che stanno entrando in chiesa. Noi ci rifacciamo a queste parole, ma non può essere un impedimento nella nostra vita. Le emozioni non possono essere un impedimento nella nostra vita per far sì che l'opera di Dio vada avanti in noi. Non possono esserlo. L'unico impedimento che noi possiamo avere nella nostra vita per l'avanzamento dell'opera di Dio è quello che abbiamo citato prima. È il peccato. È quello di quando Gesù ha detto: se tu hai commesso peccato, sei servo del peccato. Quello sì. Quello è un impedimento. L'opera di Dio non può andare avanti nella nostra vita. Noi non possiamo servire Dio se noi siamo in peccato e non abbiamo confessato questo peccato. Ma è l'unico impedimento. La nostra tristezza, la nostra gioia, la nostra paura. Niente di tutto questo dovrebbe essere un impedimento per l'avanzamento dell'opera di Dio. Perché sto dicendo tutto questo? Dove voglio arrivare? Non era la tristezza che ha fatto sì, che ha impedito ad Aaronne di compiere quel comandamento di mangiare quel sacrificio, quel giorno, quella sera, quale abbiamo detto che è l'unico impedimento? È il peccato. E quindi, fratelli, io sono giunto alla conclusione che se Aaronne quel giorno non ha mangiato quel sacrificio è perché Aaronne era in peccato. E qual era il peccato in cui era Aaronne? Noi abbiamo visto che Nadab e Abiù hanno offerto dell'incenso estraneo all'altare degli incensi.
e abbiamo anche visto che sono entrati nella tenda ubriachi e abbiamo detto che cos'è che Dio ha detto in questo frangente, in questo episodio qua. Ha detto: non entrerete ubriachi, non entrerete dopo aver bevuto vino a fare il servizio alla casa del Signore, perché non distinguereste ciò che è sacro da ciò che è profano. Allora che cosa vuol dire questo? Che quel giorno sull'altare degli incensi c'era molto probabilmente un incenso che non era quello giusto da dare al Signore. Ora non sappiamo di che incenso si tratti. Non sappiamo se molto difficilmente qualcuno avrebbe portato un incenso differente da quello corretto all'altare degli incensi, ma molto probabilmente invece lì c'era da fare tutta una miscela con questo incenso, e forse quel giorno quella miscela non era stata fatta. Era successo qualcosa in quella giornata, era successo qualcosa in quell'episodio che ci porta a pensare che sull'altare degli incensi ci fosse un incenso diverso da quello che doveva esserci, forse non miscelato, forse non corretto. E chi doveva fare la miscela degli incensi? Il sommo sacerdote. Ciò che voglio arrivare alla fine di questa interpretazione è che Aronne non fece quella miscela. Aronne non preparò l'incenso corretto quel giorno da portare da far bruciare davanti alla tenda del Signore. E ciò che Nadab e Abiù presero senza accorgersene, perché erano visibilmente ubriachi e non riconoscevano ciò che era sacro da ciò che era profano, e fu un incenso estraneo, un incenso diverso, e questo causò che loro morirono. Per questo Aaronne alla fine disse: ecco, oggi loro hanno offerto il loro sacrificio espiatorio, il loro olocausto davanti al Signore, ma dopo tutte queste cose che mi sono successe, che erano successe a lui, come io potrei prendere questo sacrificio? Tutta questa parola mi ha portato a pensare, no, che noi non possiamo essere negligenti con l'opera di Dio. Tutta questa interpretazione che Dio mi ha dato l'altro giorno leggendo questo testo è che noi non possiamo essere negligenti con l'opera di Dio. Non possiamo essere pigri con l'opera di Dio, perché quel giorno Aronne peccò di pigrizia. Quel giorno Aronne non fece correttamente quello che Dio aveva chiesto di fare, preparare l'incenso in questo modo, per essere bruciato, per essere un profumo di odore soave a Lui. Non lo fece. E che cosa successe? Che i suoi figli, a causa di tutto questo, morirono. Non possiamo essere negligenti con l'opera di Dio. Non possiamo essere in ritardo con l'opera di Dio. Non possiamo aspettare per fare l'opera di Dio, perché ogni ora, ogni giorno, ogni settimana che noi aspettiamo, ci sono persone che potrebbero morire. E non sto dicendo di morte carnale, non sto dicendo di morte fisica, sto dicendo di morte spirituale, perché noi siamo in ritardo nel fare l'opera di Dio, perché noi ci siamo fermati nel fare l'opera di Dio. Non so che cosa abbia fatto Aaronne quella mattina o la sera prima, invece di fare questa miscela, invece di preparare quell'incenso come avrebbe dovuto preparare. Non so che cosa avesse fatto. Qualunque cosa aveva fatto, gli ha impedito di fare il suo lavoro come sacerdote del Tempio. Gli ha impedito di fare il suo lavoro nell'opera di Dio. E questo ha causato che i suoi figli morissero. Certo, i suoi figli hanno la colpa, no, di aver bruciato questo fuoco, ma niente di questo sarebbe successo se Aaronne non fosse stato negligente. Quello che io voglio lasciarvi oggi come parola di riflessione è proprio questo. Tu come sei messo tu con l'opera di Dio? Stai portando avanti l'opera di Dio costantemente nella tua vita? Sei una persona che evangelizza, sei una persona che testimonia, sei una persona che parla con gli altri di Gesù e delle cose meravigliose che sta facendo e che ha fatto nella tua vita. Sei una persona che prega per gli altri, che intercede per gli altri. Sei la persona che all'interno della tua casa porta lo Spirito Santo di Dio. Sei la persona che cerca di restaurare rapporti all'interno della tua casa, della tua famiglia. Ti dico una cosa, potrebbe essere troppo tardi farlo domani.
potrebbe essere troppo tardi. Non essere negligente con l'opera di Dio, non essere negligente con ciò che Dio vuole fare attraverso di te, non essere pigro con ciò che Dio vuole fare attraverso di te. Dio ha da fare grandi, grandi cose attraverso di te, ma domani potrebbe essere troppo tardi. Io fino ad oggi mi ricordo una predicazione del presbitero Giacomo che diceva, in cui ci dava tutta una serie di informazioni di cose che stavano accadendo sulla terra e che ci danno la certezza, no? Che il mondo sta effettivamente per finire. Tanti cataclismi, cose che stanno succedendo. E noi lo sappiamo, siamo alla fine dei tempi. Ora tutti noi diremo, caspita, ma questa cosa che siamo alla fine dei tempi l'ho sentita già centinaia di volte. C'ho 50 anni e ancora sono qua. È vero, ancora siamo qua e non lo so in realtà quando sarà la fine dei tempi, ma dai, neanche Gesù lo sapeva quando era qua sulla terra, no? Quindi non sono così in difetto. Ma quello che so è che la fine dei tempi per me potrebbe essere stasera uscendo da quella porta. Tu non sai quando sarà la fine dei tempi per te. Non sto parlando del rapimento della Chiesa, di quando sentiremo quella tromba e saliremo in cielo. Sto parlando che noi non sappiamo quello che ci accadrà domani, perché se domani noi facciamo un viaggio alla ricerca del Titanic, come hanno fatto quelle persone, no? Qui si parla solo di questo, sembra. Io l'ho scoperto solo ieri sera, ma se un giorno decidiamo di spendere 250.000 euro così, il nostro ritorno di Gesù sarà in quel momento. Questa è una situazione tragicomica. Ci sono situazioni solo tragiche, no? In settimana è morto un bambino in un incidente stradale con uno youtuber famoso, si è schiantato con una Lamborghini gigante contro questo qua. È morta una famiglia, la mamma con 2 figli, il bambino di 5 anni è morto. È una tragedia, no? Però sono tragedie che ci fanno pensare al fatto che noi non sappiamo cosa sarà di noi domani. E non sappiamo che cosa sarà del nostro fratello domani. Perché forse tu dici, io ho Cristo nella mia vita, anche se mi succede qualcosa domani, amen, vado a farmi una vita migliore lassù, vi guarderò e riderò di voi o pregherò per voi. Ma se invece la cosa tragica capita al nostro amico che ancora Gesù non lo conosce e noi non abbiamo avuto il tempo di andare a parlargli di Dio, perché siamo stati negligenti nella nostra chiamata spirituale, perché siamo stati pigri nella nostra chiamata ministeriale, perché abbiamo avuto paura, vergogna, non lo so per quale motivo, perché non vivevamo una vita con una buona testimonianza e quindi non potevamo andargli a predicare il Vangelo. Non lo so per quale motivo, cos'è che ci fermava, ma noi non sappiamo quello che accadrà domani. E domani potrebbe essere troppo tardi. Noi siamo qua da 3 anni come pastori di questa chiesa. Chi dopo vuole lasciare un commento lì sul tabellone, benvenuto a lasciarlo. Ma non sappiamo per quanti anni ancora staremo qua. E io credo che noi dobbiamo dare il massimo in questi giorni che verranno, ogni giorno, perché il maggior numero possibile di persone possa essere riscattato da Dio. C'è una testimonianza di un pastore, vi racconto questo dopo finiamo, è una testimonianza che ho già raccontato in realtà, ma mi piace tantissimo. Qualcuno magari ancora non l'ha sentita, quindi la ripeterò. Parla di questo pastore americano che insieme a sua moglie, lui era pastore di una chiesa in America, una congregazione, non so, saranno stati all'incirca come noi, un centinaio di persone. E il suo pastore presidente lo ha mandato in Thailandia, dagli Stati Uniti alla Thailandia. Gli ha detto: guarda, qua stiamo fondando una congregazione, ma starei lì su questo campo missionario solo pochissimo tempo, solo pochi mesi, dopo tornerai qua, soltanto per aprire la chiesa, gestire un po', poi prendi una persona lì del luogo, la metterai come pastore e tornerai qua.
Va bene, allora questo pastore è partito, lui insieme a sua moglie, tutti vogliosi di fare la differenza in questo luogo, sapendo che avrebbero avuto solo pochissimi mesi di tempo. Vanno in Thailandia, aprono la chiesa, cominciano a fare un culto dietro l'altro, cominciano a fare preghiere per strada, cominciano a fare ogni giorno erano coinvolti in questo lavoro missionario. Nel giro di 3 mesi la chiesa è andata da 0 a 1000 persone. Era stata una cosa gigantesca. Alla fine di questi 3 mesi dovevano tornare in America. Il pastore presidente li chiama e gli dice: guarda, ancora ho bisogno che tu stia lì ancora un po', voglio che sta andando bene, stai ancora altri 3 mesi e dopo torni qua. Questa coppia di pastori dice: va bene, stiamo qua, e continuano questo lavoro, e da 1000 persone in altri 3 mesi salgono 2000, 3000, 4000, 5000 persone. In 6 mesi una chiesa è passata da 0 a 5000 persone. Una cosa fantastica. Alla fine di questi 6 mesi finalmente torna in America, negli Stati Uniti, nella sua chiesa, riprende la sua chiesa da 100 membri e va avanti così per un po' di tempo. Finché un giorno gli arriva da lui una persona che sta facendo un po' una ricerca missionaria e gli dice: ma com'è possibile che in questa chiesa tu sei pastore da anni e siete in circa 100 persone, e invece là in Thailandia sei stato 6 mesi e da 0 siete arrivati a 5000 persone? E questo pastore gli risponde: guarda, hai ragione, sai cosa c'è? Che qua io sapevo di avere tutto il tempo che volevo, ma là io sapevo che avevo pochissimo tempo e ho cominciato a lavorare come se non ci fosse un domani, e in questo modo la Chiesa ha potuto avere questo sviluppo. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi: lavorare nell'opera di Dio come se non ci fosse un domani, perché effettivamente non sappiamo se c'è un domani. Che ognuno di noi già da questa sera possa uscire da questa porta cominciando ad intercedere per quelle persone che voi sapete hanno bisogno di intercessione. Che domani mattina la prima cosa che possiate fare è prendere il telefono e chiamare queste persone, dare un messaggio di speranza a queste persone, dare un messaggio di vita a queste persone. Questo è quello che Gesù ci chiede: portate vita. Che noi possiamo fare quest'opera nelle case delle persone, nelle case delle famiglie, nei cuori soprattutto delle persone. Che noi possiamo fare quest'opera, ma oggi, non domani, perché non sappiamo se ci sarà un domani. Che Dio possa togliere questa negligenza dai nostri cuori, possa posizionarci per essere cristiani vivi, per essere cristiani attivi, per essere cristiani che ogni secondo si impegnano per la chiamata che Dio ci ha dato. Andate per il mondo e salvate tutte le persone che potete. La promessa che Dio ci fa è che Lui sarebbe con noi fino alla fine dei tempi. Amen. Io vi chiedo di alzarvi in piedi. Facciamo una preghiera. Chi vuole fare una preghiera? Nessuno vuole fare una preghiera? Tutti quelli che vogliono pregare alzino la mano. Preghiamo perché Dio possa cambiare veramente i nostri cuori. Preghiamo perché Dio possa mettere in noi uno spirito nuovo, uno spirito di movimento, uno spirito che ha voglia di fare, uno spirito che ha voglia di agire, uno spirito che ha voglia di mettersi in gioco per l'opera di Dio. Uno spirito che non aspetti il domani, ma che già oggi sia pronto per compiere la volontà di Dio. Uno spirito che faccia sì che persone possano trovare la salvezza, certi che Gesù sarà con noi fino alla fine dei tempi, aiutandoci, rialzandoci, esortandoci, dandoci il suo spirito e la sua grazia per fare la sua opera. Amen. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti, Signore, per questa serata passata alla tua presenza, perché, Signore, sappiamo quanto ognuno di noi ha bisogno di te, ha bisogno della tua presenza, ha bisogno della tua gloria nella nostra vita, Signore.
Noi siamo venuti qua per riempirci, per essere riempiti da te, Signore, affinché, Signore, da quando usciamo di qua, tutto ciò che faremo non sarà per la nostra forza, Signore, non sarà per le nostre capacità, ma sarà per lo Spirito tuo, questo Spirito che è stato qua stasera in mezzo a noi e che tu, Signore, stai infondendo e stai rivestendo le nostre vite. Io ti chiedo, Signore, questa sera che tu possa mettere in noi, Signore, uno spirito nuovo, uno spirito di forza, uno spirito di coraggio, uno spirito di audacia, uno spirito che non ci faccia vedere gli ostacoli nella nostra vita, perché niente può essere un impedimento per fare la tua opera, per proseguire avanti verso questa meta, questa destinazione che è il tuo nome, che è il tuo regno, Signore. Io ti chiedo, Signore, che tu possa infondere questo spirito su ogni persona che è qua presente questa sera, che ognuno di noi, Signore, possa riempirsi di te e possa trovare quella forza, Signore, per rispondere sì alla tua chiamata, non domani, non dopodomani, ma oggi. Che oggi noi possiamo essere pronti, Signore, per essere inviati da te, che oggi noi, Signore, possiamo essere pronti per riscattare anime, che oggi possiamo essere pronti per intercedere, per oggi noi possiamo essere pronti per parlare a tutte quelle persone che noi sappiamo hanno bisogno di una parola, hanno bisogno di un conforto, hanno bisogno di un rinforzo, hanno bisogno di un'esortazione, hanno bisogno della tua presenza. Signore, noi siamo certi che tu sarai con noi in questa missione, siamo certi che tu non ci abbandonerai e ti chiediamo, Dio, vieni, Signore, a infondere questo spirito nuovo su di noi, che noi possiamo uscire da qua questa sera cambiati, rinnovati, rinforzati da ciò che la tua grazia può fare nelle nostre vite. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. È buio intorno a me, il vento è forte. La notte è lunga, ma il giorno arriverà, la tua luce in me mi sta
fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Sono sicura. Tu sei fedele, Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti. tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Signore, io so che tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Alza la tua voce e dichiara: tu sei fedele. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Dammi un cuore che non cede, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che non teme. Dammi un cuore che possiamo cantare ancora una volta: tu sei fedele. Tu sei fedele, non mi lasci. Non importa la situazione, lui è fedele. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei. Non importa cosa stai vivendo, perché lui è fedele. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Dichiara con convinzione: Signore, io so che tu sei fedele. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Cantiamo ancora una volta. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele,
che noi possiamo adorare il nostro Dio in spirito e in verità, che noi possiamo essere servi che hanno una vita pura davanti a Dio, e che ogni volta che commettiamo un errore, che ogni volta che commettiamo uno sbaglio, noi possiamo avere l'umiltà di andare ai piedi della croce e farci un bagno in questo sangue che può lavarci da ogni peccato, che noi possiamo essere servi, che noi possiamo essere figli che non aspettano per fare la volontà di Dio, che noi possiamo cominciare a muoverci già adesso per compiere la chiamata che Dio ha messo nelle nostre vite, per riscattare anime, per salvare persone, per far avanzare il regno di Dio su questa terra. Amen. Amen. Possiamo fare un applauso al Signore per terminare questo culto. Prima di finire dobbiamo fare la parte più divertente della serata. C'è Daniel che ha compiuto gli anni questa settimana. C'è qualcun altro che vuole unirsi a Daniel che ha compiuto gli anni in questi giorni? Qualcuno ha compiuto gli anni questa settimana? Nessuno? Lasciamo tutto il palco per Daniel allora. Prego. Dopo c'è cantina, è vero, c'è da mangiare? Sì, dopo c'è la cucina, quindi non andate via, state qua. Dopo la cucina ci sarà anche una torta molto golosa, molto buona. Quindi state qua, non andate via, passiamo un momento di comunione tutti insieme. Alziamo le nostre mani verso Daniel per benedire la sua vita, che Dio possa portare pace, che Dio possa portare le sue migliori benedizioni in questo nuovo anno nella vita di questo suo figlio. Padre, nel nome di Gesù vogliamo mettere, Signore, davanti a te questa sera la vita di Daniel, a cui ieri hai concesso un altro anno di vita, Signore. Che tu, Signore, possa dirigerlo in ogni tua via in questo nuovo anno, che tu possa dargli saggezza, Signore, che tu possa dargli grazia per continuare, Signore, a fare la tua opera e lavorare per il tuo regno. Che tu possa portare pace, serenità, gioia e realizzazione di sogni nella sua vita in questo anno che è appena cominciato. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data. Amen. Dai, dobbiamo fare anche in italiano, no? Va bene, dai. Benediciamo la vita delle nostre case. Tu che hai qualcuno della tua famiglia di fianco a te, che tu possa mettere la mano sulla testa di questa persona per benedire la sua settimana, la sua vita. Se oggi non c'è nessuno della tua famiglia qua, che tu possa spiritualmente mettere la tua mano sulla tua casa perché possa portare le benedizioni di Dio e la sua presenza sulle vostre case. Padre, nel nome di Gesù in questo momento, Signore, io ti chiedo che ogni famiglia, Signore, qua rappresentata possa essere benedetta dal tuo Spirito in questa settimana, che la tua presenza, Signore, possa essere forte tra le mura delle nostre case, arrivando nel cuore di ognuno di noi per portare la tua pace, la tua gioia e l'allegria che può venire solo da te. Io ti chiedo, Signore, che tu possa accompagnare ognuno di noi in questi giorni con le tue migliori benedizioni, sempre al sicuro tra le tue mani, con miracoli e segnali che costantemente si presentano nelle nostre vite. Io ti prego per questo e per ogni famiglia che è qua, nel nome di Gesù. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio possano essere con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire
Amen.